Amici bellini, visto il ritardo, io la faccio più in fretta possibile, senza editing, senza nulla, conferenza congiunta di Lorenzo Conte. Chiedo scusa per il ritardo del Napoli, è come se loro stessero aspettando a me che tornassi a casa. Avevo un appuntamento, insomma, non potevo non andare. E parliamo di questa conferenza. Io l'ho ascoltata in macchina, adesso la posso rileggere, la testuale, che non ho scritto di mio pugno, ma era importante ascoltarla per sentire le sensazioni. Io non posso dare il benvenuto a nessuno, ma faccio un saluto a Checco e a San, perché mi è stato chiesto e io volentieri lo saluto. Poi col telefonino evitiamo anche le pedullate che a qualcuno non piace. Per me sono importantissimi. È un divertimento mio. Io mi rendo conto che spezza il ritmo, anche per spezzare il ritmo è importante. E poi perché mi fa pariare, cioè è proprio una cosa che a me fa. Che dirà oggi? Che cosa vorrà dire? Quindi chiedo scusa a chi non piace, ma è una scelta mia artistica. Allora, si comincia con Di Lorenzo, la salto tutta a pie pari, perché Di Lorenzo non gli hanno chiesto niente e non ha risposto niente, come è giusto che sia, perché è tutto calcese. Sì, siamo contenti di essere tornati, sì, ci metteremo a disposizione, sì, ci vogliamo confrontare, sì, De Bruyne, sì, Holland, ma tutta la squadra, sì, ritorni alla musichetta, e ci siamo. Non è che Conte ti dà più spunti, però sicuramente una cosa, il titolo potrebbe essere: siamo umili, stiamo facendo belle cose, siamo umili, alla Marfè, è un Antonio Marfè in qualche modo, però è interessante quello che potrebbe essere l'approccio alla gara. E Conte parla anche tatticamente di una squadra che sta facendo un percorso che si era cominciato con il 3-4-2-1 anche per i motivi, proprio l'esigenza di prendere meno gol, quindi un po' più chiusi, un po' più bloccati. Poi dopo il mercato sblocca le possibilità del Napoli e alla fine Conte si napoletanizza, nel senso che il Napoli, se esiste un DNA nel calcio, il Napoli degli ultimi anni, insomma, di questo ventennio, è un Napoli propositivo, è un Napoli che tende a giocare sempre bene, fa pochi falli, ama tenere più il pallone, e l'aggressione è un modo di difendere però in avanti, e Conte lo ribadisce questo. Ovviamente si parla di umiltà, il ritorno in Inghilterra. Ti dico una cosa, una sensazione mia. Premessa che lui parla anche di Ferguson e degli allenatori di lunga gittata che restano in una squadra per molti anni. La premessa è che io firmerei oggi per avere un Conte 4, 5, 6 anni magari. Poi devi vedere se restano gli stimoli, se continua a essere così ficcante e pressante, se funziona. A me l'idea di un allenatore a lungo termine piace, perché puoi costruire, non devi ricominciare da capo, ed è un allenatore che tra l'altro ci sta facendo vedere che ti dà, oltre a quello che dà sulla testa dei calciatori, ti dà anche in campo idee, cose nuove e cose belle. Mi ha dato l'impressione Conte che lui voglia proprio utilizzare questa vetrina anche per ripresentarsi, non dico all'Inghilterra, ma in generale al mondo, all'Europa, come allenatore che nel frattempo è cresciuto, perché il cruccio, se vogliamo, è quello. Conte si porta dietro una cultura, non la cultura, metto pausa e penso alla parola che sto cercando, si porta dietro, insomma, c'ha un'etichetta addosso di quello che nel campionato fa molto bene e in Europa non è detto. E quindi io sono convinto che lui si voglia scrollare di dosso questa etichetta, ed è inevitabile. Quindi sono sicuro al 100% che darà più di quello che, perché qualcuno dice no, ma quello gli interessa di più il campionato, l'Europa. Secondo me gli interessa moltissimo fare grandi figure in Europa, e il fatto che dopo si metta a parlare pure in inglese mi dà quell'impressione là. Dice sì, io sono stato in Inghilterra, bello, tutto bello, è bello tornare, l'esperienza, il Chelsea, il Tottenham, il Manchester, eccetera eccetera, però ricordatevi che io parlo anche inglese e non c'è, quindi come a dire, siamo arrivati qui, siamo tornati con lo scudetto, quindi sono un vincente.
È una vetrina per tutti e dobbiamo accettare che sia una vetrina. Poi io non dico che lui se ne voglia andare subito, sicuramente sta benissimo a Napoli e ha delle possibilità a Napoli incredibili, però questo è un concetto che ce lo possiamo portare dalla nostra parte, cioè non ho dubbi che l'impegno sarà massimo, poi ti devi confrontare con gli avversari e questo è un altro paio di maniche. Quindi grandi risultati, allenatore top quando parla di Guardiola e ci siamo. L'anno sulla nuova Champions, dopo 8 partite, sia il City che il PSG hanno dovuto fare lo spareggio per andare avanti, quindi il livello è molto alto. C'è da prendere le cose buone. Arriviamo da alunni, sì, questo ripetere, insomma, l'essere umile significa che noi arriviamo da alunni a imparare delle cose. Vogliamo confrontarci, vedere a che livello stiamo, lo dice anche Di Lorenzo. E da alunni, quindi con grande umiltà. Io poi nel video di ieri vi avevo fatto notare che può essere anche che il maestro Guardiola abbia guardato l'alunno Conte per certe cose, ma quella è un'intuizione mia, potrebbe non essere vera. Quindi affrontiamo le partite senza rimpianti, alla grande, facciamo il nostro lavoro e poi fa anche il confronto Napoli se stesso. Conte dice il Napoli è arrivato ai quarti, io sono arrivato ai quarti, ho fatto una finale di Europa League, ma quello è il nostro percorso finora, quindi come a togliere pressione un po' a tutti e due, a se stesso e al Napoli stesso, non è che siamo costretti a fare percorso netto anche in Champions perché siamo i più bravi, eccetera, eccetera. Tranquillamente ci facciamo il nostro percorso. Højlund, carriera davanti, io l'ho guardato, le potenziality, queste potenziali, il potential di Højlund, così come Luca e Ambrosino, devono lavorare per farli crescere, eccetera, eccetera. Haaland, la personalità, vabbè, abbiamo iniziato un percorso, dice, l'anno scorso il primo obiettivo era rinforzare la difesa, questo è quello che vi ho detto, non dobbiamo snaturarci, ecco, in questo percorso Conte dice, io ho cominciato curando più la difesa, poi durante tutto l'anno, anche con l'arrivo dei nuovi innesti, si è fatto un percorso in avanti e lui vuole mantenere questo percorso in avanti, cioè non possiamo aspettarci, almeno dalle sue parole sulla carta, che il Napoli va in Champions e fa le barricate. Conte rinnega tutto questo, dice non ci mettiamo lì poi a spararle in avanti e a sperare che, cosa che se vai a vedere le altre sfide tra Conte e Guardiola, in molti casi Conte la incarta a Guardiola. Poi è una questione, voglio dire, anche di filosofia calcistica, si possono ottenere risultati in entrambi i modi, rischiando, affrontandoli a viso aperto, aspettandoli e poi ripartendo. Parliamo del City, cioè è una di quelle squadre ed è uno di quegli allenatori super caratterizzanti e quindi in qualche modo devi plasmarti e non è una partita come le altre che tu ricevi una squadra e fai il tuo lavoro, ma Conte in generale contro tutti gli avversari fa un lavoro specifico sugli avversari. Sono alcuni lavori per to exploit le weakness, no? Le weaknesses degli avversari e ti adatti e lavori anche per non prenderle e mi sembra tutto giusto. De Bruyne e Meret, sì, Meret dice che ha recuperato, non l'hanno voluto rischiare ma è a disposizione, quindi domani vi rimando al videogaming dove facciamo l'ipotesi di formazione e perdiamo un po' di tempo perché l'ansia sale, sta salendo, poi andiamo live, facciamo tutte le nostre cose, quindi vediamo, Meret, Savic, possiamo fare delle ipotesi di formazione. Giocherà Olivera, quindi un po' più bloccato perché da quella parte tra Silva e quell'altra e Doku e Foden eccetera eccetera, forse potrebbe giocare Bob, vediamo. E quindi questo De Bruyne si dice sarà emozionato dopo il fixture inizio, deve pensare però a noi, dare il contributo alla causa. McTominay lo conoscevo già perché molti poi si chiedono ma come fatto McTominay, no, ho visto il potenziale e poi ho fatto tutto quello che doveva fare, siamo felici di averlo, grande uomo. Guardiola da qui a 10 anni, una cosa incredibile, il miglior allenatore al mondo, così come Ferguson al Manchester United, quindi come longevità. E ancora su Højlund lo conoscevo, l'avevo visto all'Atalanta e al Manchester, grandissimo potentiality, e visto che è una carriera davanti, quando ho parlato con lui la sensazione che fosse felice di essere qui, mi ha detto che era felice eccetera eccetera. Quindi questo è quanto più o meno l'ho sentito abbastanza tranquillo, abbastanza sereno
E potrebbe anche essere che una squadra che non si chiude, perché il Manchester non si chiuderà, come quando lo dice un Fonseca, che dice che giocare contro il Cagliari è più difficile che giocare contro un Real Madrid. Dipende dalla credibilità che ha un allenatore. Se lo dice un Fonseca, visto che non era molto credibile, dice vabbè, ma che stai dicendo, devi comunque batterlo. Però è un concetto giusto, è un concetto reale. Per alcune squadre che si chiudono là e rinunciano a giocare, devi martellarli, devi trovare il modo di arrivare. Altre squadre invece potrebbero darti un po' più di spazio. Immaginate la partita che il Napoli fa con Liverpool. È vero, eravamo in casa, ma il Liverpool non se ne frega niente. E quindi qualche spazio si apre e li puoi attaccare con ferocia. E devi essere bravo nel non scoprirti troppo, perché quando ti scopri ti fanno male, e di essere super cinico nelle occasioni che avrai, perché non è difficile pensare a decine e decine di occasioni, ne potrai avere 2-3 e una la devi buttare dentro in modo tale che loro si espongono ancora di più, e devi essere bravo, secondo me, con umiltà, ed è giusto farlo, ma anche con personalità e con la voglia di... Pensate quanti di loro, perché la Premier resta, oltre alla Champions, la Premier resta il campionato più importante del mondo, e uno come McTominay, uno come De Bruyne, lo stesso Højlund, non vogliono sentirsi dire vabbè, hanno lasciato la Premier in Italia, che è un campionato più facile, fanno la voce grossa, ma contro quelli là di Premier no, vorranno dimostrare che valgono e che magari si possono giocare una chance anche contro i campioni dei campioni, perché questi sono i campioni dei campioni. Quindi io sono molto emozionato, sono molto contento, non vedo l'ora di godermela senza patè di olive, senza patè d'animo e con calma. Nessuna imbarcata, ovviamente, si deve stare tranquilli, grande dignità e dimostrare dalla prima partita che il Napoli va rispettato, perché è una realtà europea, e se c'è una squadra dell'Italia che può dire la sua in Europa, lo può essere anche il Napoli. L'Inter lo ha dimostrato, è arrivato fino in fondo, piaccia o no, sono arrivati fino in fondo. La Juve ieri 4-4, incredibile, ho fatto lo short sul rigore, una cosa incredibile. Vediamo, in questo momento sta giocando l'Inter, non ne ho idea, quindi lo vado a vedere. Vi abbraccio e vi bacio da New York. Valerio Fluido è tutto, iscrivetevi al canale perché domani grandissimi contenuti a raffica, perché la Champions League, la musichetta